Acqua a Preganziolo e Mogliano, appello dei sindaci alla collaborazione. Si apre il problema fontane nella provincia. Come dice lo scrittore Camillo Pavan, che da anni si batte contro l'insensibilità dei pubblici amministratori. Stiamo sperperando il patrimonio idrico del nostro territorio, avvertono gli ecologisti, e non si tratta di un falso allarme. Nella nostra provincia sarebbero 100.000 le fontane abusive. 100.000 pozzi artesiani dai quali zampillano ettolitri di acqua preziosa. Interpellato tempo fa dal sottoscritto, l'assessore all'ecologia e ambiente Graziano De Biasi, a proposito dello spreco dell'oro bianco, rispose testualmente: «Posso mettermi contro 100.000 agricoltori?» Beh, forse chiedergli troppo. Potrebbe però suggerire ai 100.000 abusivi, molto semplicemente, di chiudere i rubinetti quando non serve. Emergenza acqua anche ad Asolo, falde impoverite non soltanto per la siccità, pozzi privati sotto accusa, la denuncia di Pavan. Continuiamo la nostra inchiesta sul problema emergenza acque in provincia. Rendevamo conto ieri sera dei primi provvedimenti presi da alcuni comuni per fare fronte all'emergenza idrica. Ma chi ci ruba l'acqua, oltre alla siccità contro la quale poco si può fare? Cominciamo oggi questo nostro viaggio contro lo spreco scellerato di un bene preziosissimo qual è l'acqua potabile. Una prima concausa sta nei pozzi o fontanoni privati che pullulano nelle nostre campagne e che vanno a pescare l'acqua a 200 metri di profondità nelle preziose falde. Un uomo che da sempre si batte contro questo spreco è Camillo Pavan. I pozzi, scavati spesso in modo irresponsabile, ha detto, nella fascia freatica sono almeno 100.000. Questi pozzi sono abusivi, si può intervenire in qualche modo? No, non è che i pozzi siano abusivi. Una legge del 1933 ancora che regola il settore permette al proprietario di scavare i pozzi nel proprio fondo. E il problema è che poi quella legge prescrive anche, dà la possibilità al genio civile di eventualmente regolamentare il prelievo dell'acqua con delle idonei strumenti di misura, cosa che invece non viene fatta. Tanto è vero che attualmente tutti questi pozzi continuano a buttare fuori acqua notte e giorno ininterrottamente con uno spreco evidente. Ecco, se volessimo quantificare un pozzo di media, quanto può consumare? Questo per dire un pozzo, uno dei 100.000 pozzi che è stato calcolato che proliferano lungo la fascia delle risorgive qui della media pianura veneta, ognuno di questi pozzi consuma, cioè ha una gettata media di 100 litri al minuto, vale a dire 6.000 litri all'ora, ovvero sia 1.440 ettolitri al giorno. Dunque più di 100.000 spilli trafiggono la nostra terra e zampillano, quasi sempre a vuoto, pochissimo in rapporto per irrigare, spesso per adornare fontane di dubbio gusto nei giardinetti privati. I contadini spesso si difendono dicendo che comunque tanto le falde si ricaricano. Sì, questo in parte è vero. Queste nostre falde, per la struttura geologica della pianura, si ricaricano. Però se il prelievo è maggiore della ricarica è evidente che si arriva a una depressurizzazione, come dicevo prima, delle falde. 3 i provvedimenti che non si possono più rinviare, conclude Pavan. Un serio censimento dei pozzi, l'utilizzo di tecnologie adeguate quando proprio li si deve scavare e il controllo costante da parte degli organi preposti, primo tra tutti il genio civile.